candidati e ci è attesa appunto a Portogruaro per il Consiglio Comunale previsto per il 13 di luglio. Abbiamo nel vicino Veneto, nella nostra redazione, assieme al collega Rosario Padovano, Renzo Mazzon, segretario della lista Al Centro per Portogruaro. Agevoliamo il collegamento, grazie. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato Renzo Mazzon, responsabile della lista civica Al Centro per Portogruaro, che non è stata eletta per un pugno di voti in Consiglio Comunale. Mazzon, qual è la sua posizione a 12 giorni dal Consiglio Comunale della nuova legislatura a Portogruaro? Intanto volevo evidenziare un fatto importante, cioè che con la nostra presenza abbiamo garantito e determinato il raggiungimento del 50% più 1 per quanto riguarda le liste di Tava. Questo ci fa piacere ed era, diciamo, la battaglia che noi abbiamo fatto fin dall'inizio per restare collegati al candidato sindaco Angelo Tavaro. Questo è un dovere che noi abbiamo dovuto, ci siamo... Insomma, avete contribuito al premio di maggioranza? Sì, questo non c'è dubbio. Diciamo, ricordando ciò che ho già detto da questi microfoni, e cioè che noi abbiamo cercato di mantenere con lealtà e coerenza quello che era l'impegno che lo stesso Angelo ci aveva fatto a suo tempo quando io ero candidato sindaco, quindi questo è il motivo importante. Evidenzio anche il fatto che abbiamo trovato una notevole difficoltà come centristi per collegarci ad Angelo, perché gli eventi sono risaputi, noi eravamo dell'UDC, ma in questo modo abbiamo presentato una lista civica, l'UDC ha ritenuto di presentare una lista sua. Questo vi ha fatto perdere le elezioni per il ballottaggio? Sicuramente. Forse vi ha fatto anche perdere le elezioni dirette del sindaco già al primo turno? Anche questo è molto molto probabile. Diciamo che anche questo fatto ha in qualche modo offeso, diciamo così, i portoguaresi, perché presentare una lista di quasi tutti, pressoché tutti, è una specie di schiaffo che e chi ha raccolto le firme? Mi scusi. Ecco, anche questo è un qualcosa che sicuramente sono state avallate da qualche personaggio della sinistra ed era evidente il progetto sotto questo aspetto che in qualche modo Bertoncello voleva fare, quello di tirar via voti allo schieramento di Tavaro, e in qualche modo lui è stato, con questo sistema è stato lui intrappolato. Cioè il trappolone che lui aveva fatto per Tavaro in qualche modo si è ritorto nei suoi confronti. Che è lui il responsabile sicuramente lui si è battuto per far sì che ci fossero più liste, magari listine, che potessero tirar via voti a Tavaro. E questo bene, perfetto. Dobbiamo interrompere qua, Mazzon, perché siamo andati oltre, ma i concetti erano molto importanti. Ringraziamo Renzo Mazzon del suo intervento, la linea alla redazione centrale. Grazie.